Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sono qui oggi con Roberto e Antonio per montare un PC, come vedete. Sulla base dell'upgrade del suo PC da gaming, che vi lascerò anche qui in alto se ve lo siete perso, monteremo un PC da editing per Antonio. Abbiamo scelto componenti qualitativamente alte, mantenendo un budget di 1000 euro. Ora procederemo col montaggio, dopodiché vi spiegherò il perché sono state scelte queste componenti. Benissimo, il PC è completo, che come vedete. Come componenti abbiamo usato una scheda madre B550 della TUF Plus con Wi-Fi 6, nuovissimo Wi-Fi 6 delle nuove schede madri. Abbiamo usato un Ryzen 7 3700X perché dato che serve l'editing avevamo bisogno degli 8 core e i 16 threads. Il dissipatore originale va benissimo il suo. Come RAM G-Skill RipJaws 5 con chip Samsung PDI 32 GB, dato che andrà a editare soprattutto dei video 4K 60 fps. Come scheda video abbiamo una 1660 Super, che in questo caso andranno installati i driver studio. Non ci interessa il gaming, non ci giocherà nemmeno a Prato Fiorito, quindi serve solo per aiutare il rendering finale del video. E appunto come storage per velocizzare tutti i procedimenti di trasferimento dati, siccome pesano anche giga o forse tera, abbiamo un M2 da 1 tera e un Rocket, quindi abbiamo uno storage a elevate prestazioni, notevolmente più veloce di un classico SSD. Alimentatore, un Antec EAG 650, non si poteva sbagliare, una piattaforma Seasonic Focus Gold, affidabilità 80 Plus Gold, molto affidabile e semimodulare. Così il montaggio è risultato molto più comodo e non abbiamo avuto troppi cavi in mezzo che non serviva a collegarli, tipo i SATA. Il case ci siamo trovati molto bene, è esteticamente bellissimo, è sobrio, non è tamarro. È una TX molto versatile, l'alimentatore vediamo è qua in alto, ci ha aiutato per nascondere i cavi dietro. È un case fatto veramente bene perché abbiamo dello spazio qui per eventuali hard disk SSD, come ce l'abbiamo anche dietro. Ma una cosa figa sarebbe magari, per chi vuole magari montare un dissipatore a liquido con la pompa dell'acqua, metterci un radiatore a 240 per 220 alla vista e viene fuori molto molto bello. E in più c'è un supporto per la scheda video, per schede video pesanti, che è una cosa che non troviamo in moltissimi case. Questo quindi è indice di affidabilità e più che altro un occhio di riguardo alla qualità costruttiva del prodotto finale.